A Porto Gruaro si piange, ammontano a 5 milioni di euro i danni per gli allagamenti e non ridono nemmeno a Vigonovo, tutt'altro, dove le piogge torrenziali hanno costretto per un giorno a chiudere le scuole e dove gli allagamenti in autunno non sorprendono più. Eppure i politici, invece di fare il loro mestiere e aiutare chi li ha eletti, fanno come gli sciacalli, si avventano sulle loro vittime quando sono in difficoltà. È il caso di Alessandra Moretti, che ha deciso di dare il via alla campagna elettorale per soffiare la poltrona di governatore del Veneto a Luca Zaia, ricordandogli di non aver utilizzato 160 milioni di euro che avrebbe avuto a disposizione per difendere il territorio dalle alluvioni. Lo ha accusato di immobilismo, altro che la sua collega in Friuli che ha avviato opere per proteggere il terreno dalle alluvioni. Alle unghiate della Moretti, Zaia ha risposto con il bazooka: il patto di stabilità gli impedisce di utilizzare i 2 miliardi necessari per mettere in sicurezza la regione, altro che 160 milioni di euro. La montagna bellunese sta franando, bisogna regimare le acque superficiali perché arrivino a valle senza creare erosioni, ha detto ieri Zaia durante un sopralluogo sulla frana tra Galleria Comelico e Santo Stefano di Cadore. È Renzi che mi impedisce di muovermi, mentre il Friuli è una regione a statuto speciale. E intanto anche Bond di Forza Italia arriva in soccorso di Zaia e ricorda che sono stati effettuati 900 interventi contro le alluvioni. Altro che immobilismo. Certo che non sono serviti a molto, visti i risultati. Servirà questa polemica poi per ripagare gli alluvionati. Intanto tutti tremano in attesa delle piogge di sabato. La Protezione Civile prevede il massimo delle criticità e in trincea non ci sono i politici.